ripetono quasi sempre, insomma, o a mattino, o il pomeriggio, o di sera c'è sempre comunque. Scene che si ripetono, quelle di ieri sera davanti all'ex caserma Serena, ospiti che si affrontano in mezzo alla gente e al traffico. Lei ha 2 figlie ed ha paura. Sì, sì, c'è la paura, c'è tantissime di paura, perché giustamente vedi, arrivi una sera, non sai, o ti vieni dal lavoro, sei stanco, ti riposi, devi aspettare loro quando arrivano, sempre con la paura, che li devi aspettare davanti alla porta quando arrivano a casa, insomma, non è una cosa normale. Anche ieri sera, forza dell'ordine è subito sul posto per fermare e identificare i protagonisti che nel frattempo sono scappati verso tutte le direzioni. Indagini in corso, anche se quest'ultima rissa sarebbe stata provocata da due bande di immigrati di diversa etnia. Ma è tutta la situazione dell'ex Serena che secondo i residenti andrebbe rivista, a partire dagli immigrati che hanno o meno diritto di alloggiare nella struttura. Stavo su un'azienda e loro venivano a lavorare su questa azienda, però dormivano qua, li vedevo io. Però mi facevi le cose mie, non è compito mio vedere queste robe, però sì, che loro devono vedere chi lavora non deve stare qua dentro, si deve pagare l'affitto e basta. Tra l'altro, ci ricorda un altro volto storico dei residenti davanti all'ex caserma, il centro di accoglienza, per dichiarazione dell'allora sindaco Manillo e del prefetto Lega, doveva essere temporaneo. 10 anni è il 15 luglio. E dopo 10 anni qui sostanzialmente è cambiato poco. No, non è anzi è cambiato in peggio e il motivo è questo, perché c'è troppa libertà, non c'è nessun controllo. Agli italiani hanno insegnato i doveri prima dei diritti e a questi qua invece hanno insegnato prima i diritti che non i doveri. Ma i residenti, oltre alle risse quasi quotidiane, segnalano un'altra emergenza sicurezza. Qua c'è una marea che dilaga, ogni giorno si spaccia, ecco. Ma dov'è il punto? È al cimitero? È là, fuori dai cancelli del cimitero, sull'angolo che viene di qua, e così si infiltrano anche nel territorio dietro la caserma, dove hanno i nascondigli loro e naturalmente ritornano e distribuiscono. Ormai i clienti sanno che passano di qua e andati via i militari con la loro camionetta, andati via il carabiniere o il poliziotto, vedi la ronda delle macchine che comincia a fare il circuito.